Benvenuti a questa serata ONEPO dedicata, prima serata di ottobre, dedicata oggi ai popoli del mare. Abbiamo qua uno dei più celebri, diciamo, studiosi che ha parlato dei popoli del mare, uno dei primi. Questa serata presenta una miscellanea dei suoi libri, quindi non presenta un libro specifico, ma farà un discorso ad ampio raggio sui popoli del mare. Leonardo Melis è uno studioso, ha scritto tantissimi libri, sempre sull'argomento popoli del mare, Sardana, Vicino Oriente, Egitto, tutto ciò che riguarda insomma queste genti che in qualche modo hanno frequentato il Mar Mediterraneo e lui propone naturalmente le sue argomentazioni in base a delle prove che vi mostrerà stasera. Ci saranno tantissime immagini. Grazie Pierluigi, buonasera a tutti. Bentrovati. Bene, io alcuni di voi li conosco, ho avuto il piacere di rincontrare persone che non vedevo da un bel po', di incontrarne altri con cui ci conoscevamo e magari non lo sapevamo. Con molti di voi non lo so se ci conosciamo. Io ho fatto una conferenza qui sabato scorso trattando questa poco l'argomento che tratterò stasera, ma per rispetto per coloro che magari c'erano anche sabato e oggi sono ancora qui, ho preferito cambiare non solo alcune slide ma alcuni argomenti, perché capite anche voi che con 12 libri, mettiamo 10 a livello italiano, c'è roba da raccontare, ce n'è, però facendo il sunto di tutto, facendo un po' quello che fece col primo libro, quel popolo del mare, che è sempre quello che si vende di più, anche in altre lingue eccetera, il più fortunato, comunque nacque per caso, praticamente era una sorta di riassunto dei libri che poi uscirono dopo specializzandosi. In più abbiamo fatto una cosa sperimentale questo giugno, un altro editore continentale stavolta mi chiese di pubblicare qualcosa per lui. Io di solito dico di no, però per lui scriveva e scrive tuttora un mio caro amico, lui dice un mio allievo, sarà così. Sui popoli del mare ha cominciato a scrivere qualcosa anche lui. Abbiamo deciso di scrivere un libro a 4 mani, però non raccontando ognuno la sua cosa, ma raccontando ognuno a modo suo. In questo senso, lui è un canonico. Chi conosce Leonardo Melis sa che io canonico non sono assolutamente, ma sono tutt'altra cosa. Sono non contro, per carità, ma alternativo alla storia ufficiale, mi stava scappando l'archeologia, alla storia ufficiale, che purtroppo in Sardegna scrivono gli archeologi. Dico purtroppo perché la storia non è solo archeologia, l'archeologia è una parte della storia. Ci sono ben altre scienze a cui io stesso quando scrivo il libro ho bisogno di appoggiarmi, amici che sono specialisti magari in geologia marina, genetica e tutte queste cose, e la storia si costruisce così. Quindi abbiamo fatto questo esperimento. La prima parte di questo libro l'ha scritta lui in modo tradizionale, con le noticine, con 18 pagine di bibliografia eccetera. Quindi per chi contestava il modo di scrivere di Leonardo, quelli che contestavano, avremo un racconto, una parte di questo libro come piace a loro, diciamo, no? La seconda parte è scritta da Leonardo Melis, ricca di fotografie, di immagini, senza note per non interrompere il racconto, chiamiamolo così ancora una volta, perché tanto poi ci sono i riferimenti per i testi da consultare, quindi è come se mettessi le note. Quindi è uscito questo ennesimo libro a giugno di quest'anno e pare che stia andando bene. Non è presente in Sardegna, ne abbiamo qualcuno stasera, ma sì, se non più aperto. E in Sardegna non è ancora distribuito, sarà distribuita la seconda edizione che faremo, penso, a breve, comunque entro l'anno. Stasera parliamo un po' anche di questo, quindi accenniamo un po' a tutti i libri, chiaramente mettendo soltanto le novità più importanti che abbiamo registrato in ognuno dei libri stampati. Vedete questa sorta di copertina dove c'è una copertina di un libro, l'ultimo che io ho scritto da solo, a fine dell'anno del 2016, settembre 2016,
questo libro sembra che stia seguendo le tracce di Popoli del Mare, perché stampato a dicembre 2016, il 28 dicembre sempre 2016 hanno ristampato la seconda, quindi stiamo correndo anche. È un libro un po' diverso dagli altri per un motivo, perché va a scoprire un altro dei Popoli del Mare. Io sospettavo, anzi non solo io, appartenere alla stessa famiglia, agli stessi gruppi dei Popoli del Mare, e però nessuno si è mai azzardato a includerli nei Popoli del Mare. Sto parlando dei Guanches, così ve lo anticipo, i popoli antichi delle Canarie, ne parleremo brevemente. Vedete questo bronzetto che abbiamo? Gli studiosi albanesi spesso mi chiamano per conferenze in videoconferenze. Loro stanno studiando un sito di Dodona, è il primo oracolo dopo quello di Siva in Egitto, il primo oracolo in Europa, praticamente fondato dalle Danagli, di cui una era la madre di Perseo, tutta la storia dell'origine dei Greci. E loro hanno trovato questo bronzetto lì, l'hanno subito pubblicato scrivendo nelle loro pubblicazioni: questo bronzetto è identico al bronzetto dello scrittore italiano Leonardo Melis. Non è mio il bronzetto. Allora intendevano dire che è quello della copertina di Chardin e Popoli del Mare. Stiamo parlando appunto di questo bronzetto a 4 occhi e 4 braccia, molti di noi conoscono come il bronzetto di Albini di Pietri. E questo è albanese. Quindi molte delle supposizioni, ad esempio sui Dan, sui Chardin dell'Albania e di Dodona, stanno confermandosi grazie agli archeologi del posto, come molti archeologi israeliani stanno confermando alcune mie teorie già del secondo libro, tipo la tribù di Dan. Stanno scoprendo ceramiche sarde nella città di Acco, eccetera, dove la tribù di Dan aveva il porto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questa invece è una fotografia fatta con Google Earth, non tanto dell'Italia quanto di questo continente sommerso che vedete sott'acqua, che include la Sardegna e la Corsica. Io nel 2002, quando stampammo l'edizione del 2002 appunto dei Popoli del Mare, avevo pubblicato una fotografia della NASA, dove c'era questa immagine con delle nuvole sopra, in cui io avevo individuato invece alcune di queste nuvole che praticamente corrispondevano alla delineazione di questo continente sommerso. Immaginate le risate sia degli avversari che degli amici, eccetera. Leonardo, stai confondendo, quelle sono nuvole. Però io avevo l'asso nella manica nel piano B, perché avevo altre foto di questa immagine con le nuvole spostate, mentre invece questo contorno era fermo al suo posto. Poi 5 anni dopo nacque Google Earth e prendiamo questa foto che conferma la teoria della Tirrenide, perché della Tirrenide si tratta, del continente sommerso contemporaneo ad Atlantide, tra parentesi, di cui parla anche Platone. La Tirrenide conteneva la Sardegna, la Corsica, l'Elba e parte della Toscana, che è sott'acqua. Mentre invece questo magari Pierluigi organizzerà un'escursione magari in primavera, perché è un posto bellissimo, il sito in cui si trova questo nuraghe. Vedete questo colore? Il nuraghe è di questo colore, anzi di questo colore, è completamente azzurro. Completamente azzurro all'interno, lo pubblicò una rivista francese, anzi la rivista francese più venuta in assoluto al mondo, Nexus, rivista di antropologia e archeologia, pubblicò questa scoperta di Leonardo Melis, però io allora pensavo che fosse solo interno, anzi pensavo addirittura che fossero alghe o roba del genere, mentre invece poi ho scoperto successivamente, pubblicheremo a breve il completamento della scoperta, che non solo sono le pietre azzurre, che poi sono diventate grigie per le intemperie, si tratta di tracchite, mentre andando a studiare ancora i nuraghe esternamente abbiamo scoperto che le pietre grigie di fuori in effetti sono azzurre. Ce n'è qualcuna scheggiata da qualche animale, qualche cornata di qualche bue, eccetera, e sono azzurre. Voi immaginate un nuraghe
pentalobato su una collina con lo sfondo della luna completamente azzurro, ma immaginate la meraviglia che noi possiamo avere in Sardegna, un nuraghe completamente azzurro. Questo nuraghe si trova in Agro di Laconi, né il padrone del terreno, né le figlie che fanno archeologia, né la società di guide archeologiche di Laconi che sono vicini, eccetera, sapevano di questa cosa. Allora, ecco. Quindi questa è l'altra curiosità. Eccola qua la Tirrenia. Vedete questo contorno? Questo per me era il contorno della Tirrenide sott'acqua del continente sommerso. Chiaramente mi dissero che erano delle nuvole, io ho altre due foto, sempre scattate dalla NASA, non mie, in cui queste nuvole sopra sono spostate, queste invece sono ferme, non si tratta di nuvole. Infatti poi con Google Earth abbiamo scoperto che così è. Questo è il continente Tirrenide, affondato probabilmente nel 9005 a.C., la datazione più probabile che si dà per Atlantide, e di cui parla appunto Platone, che confinava con questo continente, confinava con Atlantide. E infatti, se prendiamo per buona la prima interpretazione di Platone, che dice che Atlantide stava di fronte alle colonne d'Eracle, quelle di Gibilterra, per intenderci, di fronte, nelle Azzorre, eccetera, e abbiamo pensato che questa catena sommersa potrebbe essere. Mentre invece la Tirrenia sicuramente è questa. Stiamo parlando di continenti antichi perché c'è una ragione che ci riguarda molto, ma molto da vicino, non solo perché la Sardegna appartiene alla Tirrenia, ma anche perché molti accali sanno benissimo di Nora, ognuno di noi sarà andato almeno durante le scuole elementari o medie o ginnasio o altre cose, e se avete osservato bene, in alcuni punti vicino alle rovine ci sono sott'acqua ci sono dei camminamenti come delle strade. In alcuni punti si vedono meglio, in altri un po' meno. Io avevo scoperto, ma avevo avuto in dono da una persona amica un video girato, un video ufficiale governativo dell'Istituto Luce, girato da una persona che si occupava di subacqueo, diciamo, ma non era il sommozzatore di fiori, erano i palombari, quelli col tubo. Tanto nel filmato lui entra passeggiando, non entra a nuoto, passeggia in quelle strade di cui abbiamo parlato, quei camminamenti, e va lentamente sott'acqua. Questa persona, qualcuno mi ha detto che lo conosceva bene stasera, Nicola Porco è stato quello che ha fatto le esplorazioni. Io ho fatto un'intervista con Antari, come si chiama, Alessandra Antari, quella di violina del mercato, che fa anche il telegiornale a fianco, e abbiamo proposto questo filmato, lei mi intervista, racconto di questa cosa e racconto anche del fatto che questa città che lui ha esplorato, lui forse non lo sapeva, anzi non lo sapeva di sicuro, è una città che probabilmente risale almeno a 7500 a.C. Non perché lo dice Leonardo Melli, ma perché lo dicono i geologi di geologia marina, amici di Leonardo, e questo tra parentesi del nuraghe. Facciamo una breve parentesi sulla questione del nuraghe, perché quello scritto dai greci, che è stato interpretato o tradotto in questo modo sulle origini delle città sarde, quello che dice Norace, figlio di Hermes e di Eriteia, figlia di Gerione, venne dall'Iberia, naturalmente vengono tutti da fuori, per fondare la prima città dei Sardi. Io ho fatto greco antico, ho studiato greco, ho fatto studi classici, ho provato a tradurre la frase, però la frase può avere questo senso, anzi c'era senz'altro, perché il canonico Sbano, il più grande degli archeologi sardi, chiamava il nuraghe Norace. Quindi Norax o Norace, come è tradotto sopra, diede origine alla civiltà fatta di città moderne. Quindi il nuraghe, la civiltà dei nuraghi, dà origine, come è logico pensare, alla civiltà di città moderne. Allora,
L'equazione dice che, diceva quello 1 più 1 fa 2, non è quella l'equazione, ma il senso è quello. Se noi abbiamo un modo di stabilire l'età di questa città, e lo abbiamo, perché noi sappiamo che il Mediterraneo, e non solo, ma limitiamoci al Mediterraneo, alla zona della Sardegna, oggi è di 100 metri più alto del XIII secolo a.C. Noi non siamo andati così oltre, però misurando almeno fino a 4.000 anni fa, qualcosa del genere, no, a 10.000 anni fa, scusate, questa è la tabella degli anni e questa è la profondità. Noi oggi siamo qui, è semplicissimo, noi siamo a livello zero qui. Il Mediterraneo si è sollevato di 100 metri, alza, passa, rialza, però dal 10.000 a.C. il Mediterraneo oggi è più alto di 100 metri. Se noi tracciamo questa non l'ho fatta io la tabella, l'ha fatto amici geologi, si occupano di geologia marina, andiamo in profondità e vediamo, scendendo, fermiamoci a 20 metri. Perché 20 metri? Perché quando Borcu scende in profondità, il cronista, che non poteva sapere queste cose, ma si basava su Nora, città fenicia, Tardo, città fenicia, città sarda, fenice, quindi dell'VIII secolo, e non oltre, il cronista, il giornalista, dice che Borcu si deve fermare perché non può andare più a fondo. I mezzi erano quelli che erano, stiamo parlando del 1950 circa, non aveva neanche pile per andare oltre, quindi sicuramente è sceso almeno a 20 metri. Allora noi calcoliamo la profondità del Mediterraneo e del Tirreno, in questo caso di 20 metri. Prendiamo squadretta e righello, scendiamo dritti e vediamo che va. È una datazione che va da 8.000 anni fa a 10.000 anni fa. Praticamente intorno ai 9.000 anni fa. Quindi lui è sceso in una città, perché la costruzione non è di nuraghi, sono moli quadrati, non sono nuraghi, si vede che è una città con i suoi muri, eccetera. Lui è sceso almeno in una città a 20 metri sotto, quindi a 9.000 anni fa, quindi 7.005 a.C. Questo cosa vuol dire? Che se quella frase scritta da Pausania o per lui, comunque da uno storico greco, dice che i nuraghi o i noraci o i nuracchi diedero origine alla civiltà delle città, come è logico che sia comunque, i nuraghi sono più antichi del 7.005 a.C. Questo potrebbe rispondere a molte delle domande che ci facciamo, che mi fanno tutte le mattine sul web. Dice, ma questi secondo te sono dei nuraghi? Oman, 3 nuraghi bellissimi, perfetti, datati 3.500 a.C. Ma i nostri sono del 1.600 massimo. Ma allora chi ha copiato da chi? Non solo, ma poco fa parlavamo con un amico di Israele, di Gerico. A Gerico c'è un nuraghe datato a 10.000 a.C. Allora noi abbiamo copiato. Ma come? Ci sono 20.000 nuraghi sepolti eccetera. Come si può dire che gli altri hanno inventato? Allora oggi decidiamo ad adattare i nuraghi per quello che sono, retrocedendo le datazioni, perché le datazioni sono state bloccate dal sommo padre dell'archeologia, che oggi non c'è più, al 1600. Praticamente cosa succede? Noi abbiamo in Sardegna, e non solo, perché io ho trovato nuraghi anche in Egitto, ho trovato nuraghi un po' in tutto il mondo, oltre a quelli di Oman e quelli di Israele, ce ne sono un po' in tutto il mondo. E Sciola ne trovo uno all'isola di Pasqua, gli mandò la fotografia, lo pubblicai nel primo libro, dice, ma questo è un nuraghi, certo che è un nuraghi, però bisogna vedere chi l'ha costruito. Ora anche in Sardegna vedete che qui ce ne sono alcuni, non so se i nomi si leggono, qui non si leggono, piccolo, questo mi sembra che sia in America o qualcosa del genere, ce ne sono in Scozia, ce ne sono in Albania, in un'isola chiamata Sarda, a Zimbabwe, cioè ci sono nuraghi in tutto il mondo. Ma noi abbiamo nuraghi veri e nuraghi non veri. Perché non veri? Perché qualcuno, arrivato dopo i cosiddetti nuragici, prese l'arte
di costruire questi nuraghi e ne fece delle fortezze. Ad esempio in Israele a Lawat, che io ho identificato con Araset Goim, la città di Sisara, generale Shardana nominato dalla Bibbia, c'è un'intera città che Al-Zertan chiamò città Shardana, Ugas la chiamò città nuragica, però Sar, quindi perché una città con tanto di nuraghe eccetera si trova lì con costruzioni nuragiche eccetera, quindi vuol dire che qualcuno dopo i cosiddetti nuragici, chiamiamoli così, non sappiamo come si chiamassero, perché noi abbiamo molti nuraghi in Sardegna monotori che sono autentici, altri che invece sono in parte autentici, in parte invece non lo sono. I nuraghi di Barumeri, che ha un villaggio nuragico, e la parte centrale è nuraghe, probabilmente le torri no, ma sicuramente il villaggio non è nuragico, è di età romana, a detta di Lilio, non c'era bisogno che lo dicesse, ma comunque di età romana. Quindi abbiamo visto che intorno a nuraghe crescevano delle altre costruzioni. Abbiamo preso ad esempio questo di Orroli, e qualcuno di voi avrà visitato sicuramente. Bene, quello di Orroli è il classico esempio. Io ho discusso nel mio vecchio forum dei popoli del mare, dove c'era anche Pierluigi allora, nei primi del 2000, e su questo nurago io dicevo: guardate che la torre centrale, se la guardiamo bene, ha un altro tipo di costruzione, non ha niente a che vedere con le torri intorno e neanche nel villaggetto, è completamente diversa. Sono andato a fare delle foto, vedete, allora la torre centrale è questa, le altre torri sono così o così. La torre centrale è questa, ma vediamo benissimo che o è un altro architetto, sono altri operai che non sapevano lavorare, ma sicuramente è un altro tipo di costruzione di un'altra epoca, o comunque fatta in diverse condizioni. Questo è il nuraghe, la torre centrale. E oltre le torri di contorno c'è un altro tipo di costruzione, chiaramente più moderna. Sicuramente non è nuragico, questa assolutamente non è nuragico. Vedete le pietre squadrate, livellate, non è neanche romano. E che cos'è? È un popolo intermedio di cui oggi stiamo parlando. Capiremo bene. Ecco, l'esempio che ho fatto prima, questa è una Oman, 3005 a.C. Allora, gli arabi di Oman ci hanno insegnato a costruire i nuraghi a questo punto. Pare che invece no. Questo è Gerico. Gerico è 10.000 a.C. C'è qualcosa che non quadra. Allora, lasciamo un attimo i nuraghi da parte, abbiamo detto in parte apriamo un discorso. Ezzi, la mummia di Sibilaun, che ha un nome simile a quello del mio paese, cioè parenti che sono le origini di Sezzi, un paesino della Marmilla. Ezzi è stato, allora qui entra la genetica, un'altra scienza molto importante, è stato datato intorno al 3100 a.C., ma quello che è importante è il suo DNA. Il DNA di Ezzi, che non è un DNA mitocondriale, cioè non derivato dalle madri, ma derivato dall'uomo, dal padre, dai padri. Questo vuol dire una cosa importantissima. Ma la cosa più importante è che il DNA di Ezzi era distribuito in tutta Europa e oggi è presente solo in Sardegna e in Corsica. Cosa vuol dire questo? Non che noi abbiamo fondato la civiltà europea, come molti miei lettori mi vogliono far dire, e io non potrò mai dirlo, ma vuol dire che la Sardegna intanto ha tenuto più di altre, forse per l'isolamento eccetera, il DNA di queste persone, ma probabilmente si è conservato attraverso un popolo di cui stasera stiamo parlando. Aggiungiamo una cosa: Ezzi ha un DNA che proviene dalla Mesopotamia, e qui cominciamo a entrare nel discorso. Scienza e stampa ufficiale. Solitamente la stampa ufficiale, soprattutto quella sarda, di Leonardo Meles e delle sue teorie non ne parla, anzi se potesse parlarne male lo farei, ma non ne parlo per partito preso. Questo è Focus, un gradino più in alto della mia stampa. Loro hanno proposto 3 ipotesi sull'arrivo di questi popoli del mare. Allora prendiamo l'ipotesi numero 1 di Giambattista Lanfranchi, come diavolo si chiama, Lanfranchi, sì. Lui probabilmente si riferisce solo ai popoli del mare dell'invasione del 1200 a.C., quella che distrusse Troia, distrusse Micene, distrusse l'impero Ittita, le città cananee e attaccò l'Egitto di Ramesse III. E quindi il tragitto fu questo: dall'Occidente, dalle isole dell'Occidente, come le chiamano gli egizi, andò verso le coste di cui abbiamo parlato. E qui chiudiamo il discorso Lanfranchi.
Poi c'è il discorso dell'archeologia ufficiale, dove archeologia ufficiale si intende archeologia sarda. E faccio anche il nome perché lui lì mi ha attaccato nella stampa e si firma anche, oltre ad aver fatto questa ipotesi. E praticamente Zucca. Non capisco, cioè mi ha contestato, non attaccato. Lui ha la sua idea e io ho la mia, giustamente. Lui praticamente dice che i popoli del mare, intorno al 1200 mi pare che abbia scritto, vanno verso occidente. Questa è un'assurdità. Non è per contestare l'archeologia ufficiale, ma tutti i testi egizi, ugarittici, israeliani, bibi, eccetera, parlano, persino Omero, parlano di un'invasione dei popoli del mare nel 1200. Ma venuta dall'Occidente, non andate in Occidente, perché infatti si svolgono a Micene, a Tirinto, a Troia, a Tulsa, Canaan e Egitto. Quello è l'Oriente. Quindi venivano dall'Occidente. Quindi questa teoria, non perché lo dico io, non mi sembra molto plausibile. Però l'altra teoria è quella di Leonardo Meles. Sono due le datazioni però. Perché? Perché non è che i Giardana o i popoli del mare nascono in Mediterraneo, da qualche parte saranno arrivati. Sono arrivati dall'Oriente. Ecco il discorso di Ezzi, dell'avamposto, probabilmente solo guerrieri e cacciatori, solo maschi, che poi ingravideranno, diciamo, le donne europee e daranno origine alle altre popolazioni, però il DNA è maschile e viene dall'Oriente. Poi Leonardo fa anche chiaramente il ritorno di cui parlano Ramesse III, eccetera, dell'invasione di cui parlavamo sopra, di cui parla Lanfranchi, cioè l'invasione, l'attacco di Troia, Micene, eccetera, eccetera. Quindi andata, possiamo già dare le date, 2002 circa, dopo l'impero del Sargon di Akkad, l'andata verso l'Occidente, non solo qui, ma anche nel centro Europa, eccetera, lungo i corsi dei fiumi. E poi il ritorno nel 1200, questo attacco in massa che praticamente cancella la storia per 400 anni. I greci la chiameranno il Medioevo buio. La civiltà greca si risveglia nell'VIII secolo. Dove era prima? I greci imparano tutto quello che ci hanno poi tramandato attraverso i romani, compresa la geometria, eccetera, dagli egizi e un po' anche da Israele, eccetera. Ma i greci rinascono nell'VIII secolo. Perché in Grecia c'erano un popolo, c'erano gli Acaiasi, di tracce loro, ce ne sono anche qua vicino a Sarroch, ci sono delle ceramiche cosiddette micenei sono gli Acaiasa, quelli che Omero chiama Achei, quelli che attaccano tutto. Quindi queste sono le tre ipotesi. Questo il tragitto che io ho ricostruito. Questo è del libro francese, quindi qualche parola in francese ma non si capiscono comunque, no? Praticamente loro escono da qui, da queste città della Mesopotamia. Io ho messo Ur, infatti li chiamo, oltre che popoli del mare, che allora non esisteva come termine, li chiamo Urim, che è il plurale di, cioè sarebbe l'abitante di Ur in arcadico, in aramaico. Praticamente cosa accade? Accade che dopo l'impero di Akkad sono 300 anni di carestie documentate da università americane recentemente per via di un meteorite che cade, non ho capito bene. Loro parlano addirittura di 400 anni di carestia, una cosa enorme. E la gente cosa fa? Quando c'è una carestia, se dura troppo a lungo, prendono e spesano. Dove spesano? Verso nord. C'era una città che era gemella di Ur, dove si adorava il dio Sin, Nanna Sin. Poiché il sacerdote di Ur era anche sacerdote di Haran, questo è il paese a qui, decidono di recarsi, tutta questa gente, queste città si recheranno lì. Attenzione, questo racconto lo troviamo nella Bibbia, perché il gran sacerdote di Sin è un certo Tirù, che la Bibbia chiama Terà, era il padre di Abramo. Abramo fugge da Ur, la Bibbia parla soprattutto di Abramo, però parla del padre Terà, dei fratelli e del nipote Lot, eccetera. Quindi la Bibbia chiaramente parla di una famiglia, ma Abramo pare che fosse addirittura un generale, un principe o qualcosa del genere, chiamato così da chi gli vende il terreno per seppellire la moglie Sarai, lo chiamano principe. Comunque, cosa succede? Che ad Arra muore Terà e il gruppo si disunisce
decidono di prendere diverse direzioni a seconda della città probabilmente da cui provenivano. Qualcuno si imbarca o fa il giro del Mar Nero passando dal golfo qui dove si trova il Dnieper, via Fiume, escono dal golfo di Riga, nelle repubbliche baltiche dove era il Papa recentemente, no? E si insediano nel Baltico, in Irlanda, in Danimarca, eccetera. E gli irlandesi ancora oggi nella loro mitologia parlano di una discendenza della gente di Dana, i Tuatha Dé Danann. Un altro gruppo, sempre insieme a loro, decide di inserirsi lungo il Danubio. Questi li conosciamo. Li conosciamo perché chi ha studiato il Debello Gallico, costretti, o comunque la storia romana, capirà che sono loro, sono i Galli, i Celti, quelli che abitano lungo il Danubio, che Cesare descrive così bene, che hanno mantenuto anche l'abbigliamento e l'armamento di come erano una volta. E poi l'altro gruppo, probabilmente qui c'è anche Abramo, insieme a loro, insieme a Lot. La Bibbia dice che a un certo punto si dividono, infatti. Abramo comunque andrà ospite del faraone d'Egitto, una cosa stranissima per un pecoraio. Abramo viene ospitato, addirittura il faraone sposerà Sara, che era la moglie di Abramo, perché Abramo aveva detto che era sua sorella, era vero. Abramo non ha detto una menzogna. Sara era sua sorellastra, figlia dello stesso padre. Usavano sposarsi tra fratello e sorella come gli egiziani, è come qualche giudice sardo. Sì, perché c'è una lettera che viene da Costantinopoli in cui dicono ai giudici di Arborea soprattutto: non sposatevi tra fratello e sorelle, attenzione. Quindi abbiamo tenuto certe usanze. Quindi Abramo va, l'altro gruppo molto probabilmente hanno una flotta di cedri del Libano o qualcosa del genere. Comunque si imbarcheranno dove si imbarcano poi nella storia tanta gente e andranno, dice la Bibbia, se avete piacere io vi rimando alla tavola delle genti, capitolo 10 della Genesi, c'è la tavola delle genti, procuratevi una Bibbia possibilmente non troppo tagliata, non troppo di edizione moderna. Io ho la Bibbia ebraica, è integra, però si trova anche qualche Bibbia, diciamo, cristiana, un po' meglio documentata. E mettono anche le note identificando questi popoli, sono tutti i popoli del mare descritti. E la Bibbia li chiama, soprattutto quelli di Dedan, eccoci di nuovo, o Dodani, quindi plurale di Dan, li chiama coloro che abitavano, coloro che diedero origine alle popolazioni delle isole. Stanno verso occidente, danno origine alle popolazioni delle isole, sta parlando dei popoli del mare o futuri tali, perché non si parla solo di Sardegna, si parla anche di Saccalasa in Sicilia, si parla di altri popoli lì vicino, persino dei Libu in Tunisia o Cartagine se vogliamo. Quindi eccoli qua. Nel libro francese abbiamo messo molti Chardin dappertutto, ma sicuramente Chardin erano in Sardegna, in Corsica del Sud. Vedremo che i corsicani ci tengono a dire che chi ha costruito quei nuraghi che sono nel sud della Corsica sono i Torrens Chardin, sono i Torreni Chardin venuti dalla Sardegna. È una cosa bellissima, cosa che in Sardegna non è ancora accettata. E hanno abitato anche zone della Catalogna. E vabbè, qui una visita che facemmo agli punti quando stavano restaurando le statue. Non ve ne parlo oggi perché niente. Però vi dico che Leonardo si occupava delle statue in Montebrama già all'inizio del 2000, non solo io ma anche i volumisti, c'eri anche tu, si discuteva, si diceva mettiamo su Wikipedia, non c'era ancora Facebook e noi parlavamo, io scrivevo, facevo conferenze finché non si riuscì a convincere solo il governatore a portare le statue agli punti a restaurare nel 2005. Poi dopo 4 anni ancora uscirono e oggi le possiamo vedere tutti. Per dire che ci siamo occupati, un gruppo di noi si è occupato delle statue di Montebrama che erano giù in quel deposito sotterraneo del vecchio museo di Cagliari, anche se molti oggi continuano a negare che questo fosse vero. Beh, noi abbiamo dei testimoni oculari molto rispettabili che dicono che la cosa era così, anzi ne abbiamo uno proprio oggi in una slide. E non solo, ma gli archeologi non c'entravano niente con gli scavi di Montebrama. Non perché lei prima lo trovò il contadino che poi non se ne occupò più, ma perché un gruppo di studiosi, di
come si dice, di universitari dell'Università di Cagliari, oristanesi, capeggiati da Peppetto Azzori, fecero gli scavi, ma siccome non potevano fare gli scavi perché erano privati, anche se biglietti, e cercarono di conservare queste statue che per tutti erano pezzi di pietra in un giardino di una persona importante, intoccabile, che era la moglie del sindaco di Cabras, la signora Mena. Io sono stato anche minacciato per questa foto, non pubblicarla perché la signora Mena è una brava persona, poi così. Ma io non voglio dire che la signora Mena ha rubato, lo sto vedendo perché voglio lodarla perché ha conservato questo tesoro nel suo giardino, è anche firmato da Peppe Azzori, morto l'anno scorso purtroppo, e le conservò lei. Poi arrivarono Lilio a fare un sopralluogo con Azieni, arrivarono sovrintendenti eccetera. Oggi sono loro che si glorificano, non è invidia la mia, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, e ad Azzori quello che è di Azzori, a quei ragazzi, a quegli universitari che hanno studiato, come diamo a Ranieri quello che è di Ranieri. Ranieri ha fatto un lavoro incredibile e poi è stato messo da parte. Io ci ho parlato, ho cercato di capire perché, non me l'ha spiegato, eccetera. Bene, però un sovrintendente, un archeologo, che in quel momento è il sovrintendente all'Impunti, parlò e ne disse di cose. Io ho fatto un dossier che ho pubblicato su Amazon, sono tutti questi documenti e queste testimonianze dal 1974 al 2005, tutti i giornali stampati con dichiarazioni ricordattate dell'epoca. Guardate cosa dice. Quanti erano? Non lo so, ma chissà quanti sono andati perduti. E qui siamo tutti d'accordo. Chissà perché tutto era accatastato nel Museo di Cagliari. Ma come negano che era accatastato nel Museo di Cagliari? Lo sta confermando il sovrintendente, che tra parentesi si è fatto fuori l'anno dopo l'intervista. Non so perché, forse è andato in missione. Nomi non ne faccio, non è fama di sapere, ma qualcuno non capì l'importanza di quello. È vero, state 40 anni lì dentro, cioè 30 anni lì e 10 su. Qualche frammento indistinguibile fu esposto al Museo di Cagliari. C'era un braccio, una testa e un piede. Un braccio, una testa, sì, un piede. Non mi ricordo la terza parte. Lo riconobbe un archeologo tedesco che era in visita con Bruno Bacco, un mio caro amico che meriterebbe più fama di quella che ha oggi, ma io lo cito spesso nei miei libri, e lui pensava fosse un modello di Lulari con questo busto, e questo archeologo tedesco dice: guarda che quello è un guerriero. Come un guerriero? Sì, guarda, gli manca e da lì è partita tutta la storia, non stiamo raccontando che era un giorno. Oggi si dice anche che li hanno distrutte i Fenici, li hanno distrutte i Cartaginesi, perché il primo sovrintendente Barrecca disse che le avevano costruite i Cartaginesi, poi magari sono accorti che erano brutte e li hanno distrutte. No, li hanno distrutte i Fenici dopo, non lo so. Li hanno distrutte i Romani, e i Romani non distruggevano statue e dei. Li ha distrutte un romano purtroppo, ma non uno quello. Come ha distrutto queste città? Scusi, ripete, le hanno distrutte tutti i romani. Non le hanno distrutte i romani. Non le ha distrutte la Chiesa, come qualcuno insinua, ha distrutte un romano molto importante e molto conosciuto, che stasera non ne parliamo. Come hanno distrutto queste città? Questa è una città che ha scoperto Leonardo Medes, sulla Giara dove è nato, dove scoprì la prima pietra incisa, forse è nato 40 anni dopo. Non è che questa città non la conosceva nessuno, ci abita un capraio, mio nonno va alle capre lì, le vedevano, però sono pietre. Bene, io ho sempre, quando ho scoperto questa cosa, l'ho pubblicata, si è sempre detto che sulla Giara non ci sono insediamenti, però è ancora incustodita. Tant'è vero che questa statua che vedete sul fondo è stata scalpellinata qualche mese fa, cercando di trasportare, perché è impossibile trasportare, sono in basalto, pesano quintali, invece di un'altra città vicina li hanno portati via, e non si possono portare via. Comunque, la distruzione delle statue è stata effettuata da chi ordinò la distruzione di queste città per lo stesso identico motivo. Il libro di Deborah, nel cantico di Vittoria, quando lei riesce le tribù, anzi il Giordano riesce a sconfiggere questo generale sardo Sisera, perché il Giordano trabocca, esonda, eccetera, lei si lamenta perché Dan non c'era, non ha partecipato alla battaglia. E sì, domani Dan, Sciardana vanno contro il generale Sciardana. Però aggiunge una cosa molto importante. Dice: perché Dan sta sulle navi? Come
Le tribù ebraiche sono tutti pastori, contadini, caprai, eccetera, e questo è un marinaio. Aggiunge anche, e Aser perché sta nei suoi nidi, nei suoi porti? Accidenti, sta parlando di almeno 2 tribù che sono marinai. Tribù del regno del nord, non di Giuda ma del regno del nord, comunque considerate ebraiche. Perché questa cosa ha a che vedere con l'Egitto. Oggi ormai tutti sappiamo che i popoli del mare, i Shardana, sono in Egitto. Io quando li vidi negli anni 80 rappresentati, un colpo al cuore, però mi dissero che erano popoli del mare ma che venivano da Venezia. Andai dal governatore, il quale gentilmente mi ospitò ancora una volta l'anno dopo, mi presentò al ministro della cultura al Cairo, il governatore era Luxor, e il ministro ordinò alle guide questi sono Shardana che vengono dalla Sardegna, dal Mediterraneo. Oggi se andate in Egitto vi diranno vengono dalla Sardegna, Shardana, chiamano così. Ma come c'erano arrivati lì in Israele, visto che noi stiamo parlando di marinai della tribù di Dan? Vedete, questo è un'immagine di un film degli anni 50, l'avete visto sicuramente quasi tutti, o non ve lo ricordate magari? No, ve lo ricordate come, vero? Però non vi ricordate che la regina Bithia, la sorella del re Seti, la madre di Mosè per intenderci, quando Mosè cerca di portare via il popolo ebraico, dice non fare così, guarda che lui ti farà rincorrere dai mercenari sardi, dice proprio sardi. E nelle prime sequenze del film, e durante tutte le udienze del film, c'è sempre 1, 2, 3 soldati giganteschi che non hanno niente a che vedere con il resto dei soldati egiziani. Vedete questo sul fondo? Elmo con le corna, scudo rotondo, uno Shardana in Egitto, ma come? C'era, era la guardia del faraone. È vero che Ramesse alla battaglia di Kadesh, che lui dice di aver vinto, col cavolo, si fa rappresentare mentre parla la soldatesca con i più vicini alla sua guardia del corpo, di cui 3 e 3, i più esterni sono egiziani, ma 2 e 2, quindi 4 sono questi qua, anche se in abbigliamento egiziano, ma soprattutto in abbigliamento sacro, sono Shardana, sono i Cerben, che gli egizi chiamano ancora oggi così. Sono quelli di cui lui si fidava ciecamente, anche se si lamenta perché dalla parte opposta degli Hittiti c'erano altri militari Shardana, mercenari, che combattevano contro i due. Perché i Shardana avevano questo accordo, la maggior parte di noi sa cosa vuol dire accordare, accordare. Anticamente a settembre, probabilmente con Santa Maria o comunque per l'equinozio, uno faceva un contratto, si accordava da uno che aveva un greggio, un campo, e per tutto l'anno lo gestiva lui, Sumeri fuori dalle scatole, lo gestiva lui, e poi a fine anno 3 San 5 Angiones, oppure la frutta, questo via un accordo. È rimasto anche nella terminologia di uno che andava a lavorare presso un padrone, diciamo, un principale o quello che è, e sta accordato. E loro facevano questo accordo, si accordavano, e i più fedeli in assoluto. Allora, la grande invasione, questo è un testo francese come al solito, potevo prendere quello italiano, guarda. Arrivano da Occidente, allora attaccano prima Tirito e Micene, fanno fuori le Oci, però non attaccano la città, come non faranno a Troia. Attaccano la rocca, destabiliscono i principi, i monarchi, i tiranni, l'Agamennone della situazione, prima eccetera. Tant'è vero che da Micene, di Lido, eccetera, li seguono gli abitanti della Grecia di allora, di Acaias. La Grecia rimane popolata un 5% o un 5% della popolazione. Varrà così per tanti anni, per secoli. E vanno tutti insieme qui. Cosa c'è qui? C'è Troia, c'è Ilio. Attaccheranno Troia nello stesso modo. Troia ha 2 diversi livelli, c'è stato la città grande sotto e la rocca su, la rocca di Priamo, che viene incendiata, distrutta, eccetera. Ma anche a Troia succede la stessa cosa, perché la popolazione di Troia, e noi ci hanno raccontato Omero in capo, che fuggono da Troia. Ma chi fugge da Troia? Fugge Enea Troiano, che non era troiano, attenzione, fuggono gli altri teori, o troiani, e i greci tornano a casa,
come se niente fosse. A uno che conquista una città dopo 10 anni di guerra, cosa fa? Se ne torna a casa perché ha lavato l'onta al disonore di Menedao? Praticamente sono andati via tutti, compreso Enea. E dico Enea perché c'è un motivo. Proseguiranno verso Tusa, verso l'Imberitita. Stesso discorso. A Tusa risulta incendiata, ma solo a Tusa, perché gli Ittiti li ritroviamo nella Bibbia anche successivamente in Palestina e in Israele. Anche gli Ittiti continuano con loro verso l'Egitto sempre, qui verso le città cananee, poi verso l'Egitto. Qui c'era una parte dei popoli del mare, l'altra parte, Shardana e Vasascia probabilmente, quindi i costi e sardi, forse anche una parte di Elezet che poi si sedieranno qui, scendono con la flotta. Prima distruggono Ugarit, la più grande città commerciale del tempo, si uniranno a loro e attaccano Ramesse, che si vanterà di averli massacrati e distrutti, cancellati dalla terra, però poi aggiunge che io ho dato alle donne egiziane la possibilità di camminare per strada senza essere molestate, non so da chi, e io ho dato possibilità ai mercenari Shardana e Jeker di dormire sulle spalle nelle città che io gli ho regalato insieme ad abiti, armi eccetera, non li hai massacrati di tutto, no, gli ho dovuto dare le città. Perché? Perché in cambio della salvezza del trono Ramesse III deve cedere province, città della zona orientale del delta, qui 11 città fortificate, e tutta questa zona. La zona che noi praticamente troviamo nel libro di Giosuè dell'entrata in Palestina, della famosa conquista. Gli ebrei non conquistano niente, perché c'è nella Bibbia stessa, non sto a raccontare qui perché non ho la slide, ma nell'ultima pubblicazione c'è tutto. Tutte le tribù di Giuda dicono, ma la tribù di Issacar ad esempio non riuscì a sconvincere i cananei, la tribù di non riuscì a sconvincere i peresi, la tribù non riuscì a... E allora cosa hai fatto? Non ha fatto niente, perché gli ebrei, in questo caso i giudei e gli israeliti, quelli del Regno del Nord, vanno al seguito della gente di Mosè, che però era composta anche da gente armata, sempre scritto alla Bibbia, che esce con loro per scortarli. Per loro c'erano sicuramente Sakalasa, Shardana e Jeker, che poi ritroviamo qui in Palestina. Perché? E vabbè, questa è l'invasione dei popoli del mare, la solita contestazione che le navi dei popoli del mare non sono quelle Shardana perché hanno la protome a becco d'anatre e non di cervo, cioè. Ma è questa cosa, a becco d'anatre, era un esempio. E questa è uno Shardana che non la dico questa. Cioè praticamente questo è uno Shardana, c'è scritto nel geroglifico di fronte Shardana, ma secondo un egittologo non può essere, le Shardana non sono sardi perché questo non sono milievo dei sardi, perché primo ha la barba e poi c'è l'orecchino. È uno Shardana pirata, cosa vuol dire? Ma con mio figlio taglia la barba certe volte, ma è mio figlio, io la barba non ce l'ho. Quindi è uno Shardana, c'è scritto, ed è stato. E loro uscirono da qui, attraversarono Yassuf, che non è il Mar Rosso, tra parentesi, si attestarono via dal Caspio. È importante questa perché per la storia di Mosè, che nel numero di dicembre uscirà su Era un articolo di Leonardo Mele su questa questione di Mosè, te lo prendo. Allora, cosa succede? Cancelliamo il libro di Giosuè che è tutto inventato perché Gerico non l'hanno distrutta le trombe ma l'hanno distrutta i popoli del mare, perché gli archeologi israeliani oggi stanno rivoltando quello che è stato il commento della Bibbia, l'interpretazione della Bibbia, non la Bibbia in sé. Quindi stanno scoprendo ad esempio che ad Acco, San Giovanni d'Acri, la rocca dei Templari, ad Acco ci sono montagne di ceramiche Shardana, sarde. Ad Azor sono le stesse ceramiche trovate in Sicilia a Monte dei Sueri, quindi Sakalasa. Quindi Azor era Sakalasa, ma c'erano anche i Tushan. La capitale del Regno del Nord a un certo punto cambia con gli Omridi, si chiamerà Tirsa, a Tursa, come altri nomi che vi somigliano. Sono anche gli Akayasa, pare che il gigante Golia, il nemico di Davide, fosse una Akayasa, non ho detto io questo. I Jeker ci sono, i Jeker che vengono da Troia, perché sono qui? Perché abitano a Toro, perché il re di Biblos deve soccombere
ai comandi di questi pirati, chiamiamoli così, jacker, che vogliono far fuori un messo di sacerdote arrivato dall'Egitto, che il sindaco di Biblos, però non so se ci hai badato, ha un nome particolare, si chiama Jacker Bal. Porca miseria, addirittura Jacker, anche lui. Quindi i Jacker erano qui. Con la D. Sì, Capito? Però è lo stesso. è lo stesso, è Jacker Bal. Qualcuno dice Zecker, qualcuno dice Zecker, eccetera. Jacker Bal, Dio Bal, Jacker. Poi qui c'erano i Pelesec, non si discutono, erano Pentapoli. I Sciardani inizialmente la Bibbia dice che si insediano qui. Perché? Perché la Bibbia nel libro di Giosuè dice che i Sciardani non seppero conquistarsi i territori. Ma come? 10 capitoli prima mi hai detto che erano quelli che difendevano il popolo di Mosè nel deserto, e adesso non hanno saputo conquistarsi i territori. Era perché la Bibbia, il Vecchio Testamento, ha sempre messo i Sciardani fuori, la tribù di Dan fuori, non li ha mai calcolati. Persino in San Giovanni, nell'Apocalisse, sono calcolate 144 persone di 12 tribù, esclusa la tribù di Dan. Sono cose particolari. Quindi questa era la situazione dopo l'invasione del popolo del mare, e quindi c'erano questi popoli. I popoli del mare erano qui, soprattutto nel Regno del Nord e in Palestina. E nell'VIII secolo, forse sotto la pressione degli Assiri, e per altri motivi, forse perché il Mediterraneo, che era stato reso inabitabile nel 1200 con il sollevamento d'acqua terribile e improvviso del Mediterraneo, adesso poteva essere più abitabile, probabilmente decidono di tornare man mano nell'VIII secolo. E vediamo gli Acaiasa tornano in Grecia, una parte di loro, i Dardani vanno in Albania, i Jacker vanno a Sparta. Abbiamo i documenti non solo della storia greca, ma anche biblica dell'arrivo dei Maccabei. C'è una lettera di un re spartano che dice al sacerdote di Gerusalemme: siamo della stessa stirpe di Abramo, anche noi, perché veniamo da Dori, sono Dori spartani. I Dardani, perché ho messo i Dardani qui? Perché Enea non era un troiano. Se davvero il popolo di Enea, non dico Enea ma per lui, ha dato origine alle varie Alba Longa, a Roma, eccetera, Virgilio non può raccontarmi di un Enea troiano. Studiati l'Iliade, che Omero era più intelligente di te, perché Enea non era figlio di Priamo, era genero di Priamo, era un alleato, come lo era Sarpedone e Glauco con i Lici, popoli del mare. Quindi anche Enea era Tartaro. E quindi Enea arriverà qui, vediamo anche il tragitto adesso. No, niente, questi sono gli amici albanesi. Vedete il nostro bronzetto e il loro. No, non c'è il tragitto di Enea, mi dispiace. Ve lo racconto in 2 secondi. Praticamente Enea, che non era troiano, ma fugge da Troia nel 1200, secondo gli scritti, diciamo, compresa l'Iliade, l'Odissea, soprattutto le Tebe. Fugge da Troia nel 1200. Nel suo erramondo, il suo viaggio erramondo, diciamo, sbarca nelle coste dell'attuale Tunisia e conosce questa principessa, che alcuni chiamano Didone, altri chiamano Elisa, facciata per principessa Tira, che sta fondando Cartagine. Ora, se io ho studiato bene la storia, penso di averla studiata facendo i classici dei Salesiani, se non studiavano impacchettati, so che Cartagine, la storia ufficiale, è stata fondata nel 1815. Questo poveraccio, o eroe, chiamatelo come volete, fugge da Torino nel 1200 e passa a Cartagine, cioè nella zona di Cartagine, nell'815, i 400 anni, casualmente il periodo del Medioevo buio. Dove era Enea o la sua gente in questo caso? Tutto quel tempo era lì, era in Palestina. Quindi poi arriverà, certo, arriverà in Italia, arriva con questo arrivo dell'VIII secolo a.C. Solo che la storia ufficiale cosa ci ha detto? Colpa dei greci, che non avendo ancora la loro civiltà, cultura, eccetera, che sta nascendo allora, che vedranno questi tizi che vanno verso il Mediterraneo occidentale, pelle rossa, ovvero sia rossi, ovvero sia fenici. Fenici è una parola inventata dai greci. Non esiste un popolo fenicio, esistono dei popoli chiamati fenici dai greci. Sacalasa, Sciardana, Imbu e altri popoli.
Questo è un viaggio ulteriore che ho fatto qualche anno, 3 anni fa, mi sembra 2 anni fa, non per visitare queste piramidi che sono bellissime, ma anche perché vicino alle piramidi c'erano delle altre cose molto belle. Vedete che questo è un Ascos, ceramica sarda, soprattutto è un Ascos, mummia dei capelli rossi, un villaggio nuragico che è in una delle isole vicine, stiamo a Tenerife, per capirci, la porpora, le dei madri, tutto riconduce alla questione dei popoli del mare, perché in uno scritto ugaritico del 1500 questo scritto racconta che i popoli del mare, non necessariamente i Shetland, ma i popoli del mare viaggiavano verso le isole, come che le chiama? Comunque le isole delle Esperidi, per capirci, stiamo parlando delle Canarie, per prendere la drachena. Cos'era la drachena? La drachena era un sottoprodotto di quello del mulice che si usava per fare la porpora, però costava montagne di miliardi e non si poteva usare, lo usavano il re, qualche consigliere del re, e lì c'erano queste piante che chiamano sangue di drago, drachena, e io li ho trovati perché sono lì, posso trovare chiunque se ci va, ce n'è una centenaria anche, quasi millenaria, e la drachena loro la usavano per tingere la porpora, tingere i tessuti, con 2 solo, un emporio Armani, cioè Armani però un sottoprodotto, magari buono. In più lì c'è piombato un signore che negli anni 60 fu famoso per essere stato il primo navigatore in solitario del globo, Thor Heyerdahl, di cui io lessi, che venne in Sardegna per l'esattezza a Santa Giusta a studiare i fassones, dopo aver studiato le imbarcazioni egizie, perché questi sono Ra1 e Ra2 che lui usò per girare, quest'altra anche, e questo sono io, anche se uno sguardo un po' stralunato, e lui praticamente studiò i giunchi di Santa Giusta, perché al contrario ad esempio di quelli mesopotamici è un giunco che non affonda, galleggia senza bisogno di bitume o altre cose, come quello egizio, e lui costruì la sua imbarcazione in questo modo. Poi c'è notizia, poi arrivarono gli spagnoli a queste parti, per capirci lo spagnolo è questo, antipatico, no, gli spagnoli diventa simpaticismo, però in quel periodo rompevano un po' le scatole, non solo i guanches, e questo è un Menseyer guanches. Cosa è il Menseyer? Giudici. I giudici, noi ricordiamo Sansone, altri, Deborah, abbiamo parlato. La storia dei giudici ha continuato in Occidente, guarda che combinazione. In Occidente, i suffetti di Cartagine erano praticamente dei giudici, magari chiamati in altro modo, ma anche i re spartani, sempre 2 a 2. Forse in un periodo anche i consoli romani, sicuramente lo erano i capi di questi guanches. E forse, state aspettando che lo dica, questo è un Menseyer che a Gomera dove salpò Colombo, questo è un Menseyer, questo è il Chazawa, lui visse nello stesso periodo di un altro giudice che ormai il giudicato per Arborea è diventato marchesato, ma lui si considerava ancora il giudice di Arborea, della Sardegna, Leonardo Arago, e fece la stessa fine. Lui si suicidò per non arrendersi agli spagnoli. Leonardo fa un'altra fine, viene tradito dagli amici dopo aver vinto battaglie a Uras, eccetera, sconfitto gli spagnoli, eccetera, eccetera, poi verrà tradito nello stesso identico periodo. Questo legame è importante perché noi intanto abbiamo le mummie della famiglia Arago, questa è una cosa molto importante, sono conservate a Cagliari. Questo è il castello giudicale di Laconi, abitato al tempo di Arago, è abitato da una persona importantissima per Leonardo Arago. Primo perché era il suo avversario alla battaglia di Uras, comandava gli eserciti spagnoli e cadde in battaglia nonostante gli ordini di Leonardo di non ucciderlo, cadde da cavallo e un armigero che non sapeva chi era lo uccise, e Visconte di Saluni, per cui la mia amica Marisa Suara ha scritto un libro che dice che Colombo nacque a Saluni. Azzecchiamo molte cose ma sbagliandone altre, perché loro, sto parlando dei De Sena, i Visconti erano i De Sena, i piccolomini, però abitavano soprattutto a Laconi, nel castello giudicale. Cos'è questo legame? Intanto si fregiavano del Moro Bellato, questo è importante.
In più questo stemma divenne importante perché divenne poi la bandiera sarda, non c'entra niente con la Spagna, anche la Spagna, i primi ad avere i muri bendati furono i templari, il primo gran maestro dei templari, Ude Paes, aveva questo segno. Questa cosa di Leonardo Alla, comunque, questa Marisa Zuara, questa spagnola, una spagnola, ha scritto che Colombo era sardo, scrivendo che era di Saluri, però probabilmente di Laconi, perché De Sena abitavano a Laconi. Ma c'è un altro perché. Allora, Colombo era figlio di una principessa, lui la chiama principessa, era più adatto giudichessa, che era una figlia di Leonardo Allago, Isabella mi sa che si chiamasse. Ma lei era sposata con un figlio dei De Sena, che abitavano a Laconi. Quindi il padre di Colombo, o almeno il nonno, se era sardo era di Laconi, non perché io abito a Laconi devo sostenere questo, me ne frega niente. Però è una cosa importante, è importante soprattutto il libro di questa scrittrice che con queste informazioni ha scritto un secondo libro che presenterà in Sardegna a novembre, verrà, lo pubblicherò quando arriverà sul web. Questa di Colombo è una cosa impressionante perché coincide con mille altre cose che poi accadono alle Canarie contemporaneamente in Sardegna. C'è un libro intero scritto su questo discorso che coinvolge la bandiera. Vi dico l'ultimo e poi chiudiamo. La cristianità fermò i muri con Carlo Martello in Francia per via terra. La fermarono di fronte a Vienna gli eserciti austriaci eccetera, tedeschi e vari, e per mare la fermò la cristianità con Venezia e altri alleati. Ma come la fermò? I turchi stavano vincendo, erano più numerosi, erano più abili, galere più veloci anche. L'ammiraglia dell'ammiraglio Ali Pascià, comandante della flotta turca, stava speronando l'ammiraglia cristiana, dove era imbarcato il figlio di Carlo V, Don Giovanni d'Austria. A bordo dell'ammiraglia però erano imbarcati 400 artibugieri all'ordine di un cavaliere discendente di questi, come chiamarli ancora, marchesi o altro, comunque venivano dall'Acqoni, non venivano dall'Acqoni gli artibugieri, probabilmente da tutto il Sarcidano, Barbaglio, eccetera, però erano comandati da marchese di Lacqoni, che era capitano delle guardie del re di Spagna. Quindi in quel momento Giovanni d'Austria era il comandante della flotta e quindi rappresentava suo padre. Questi artibugieri, ne parla persino D'Annunzio, pensate, ma io l'ho trovato negli archivi della Corona d'Aragona, la conferma. Sparano una salva di fucilate e uccidono Ali Pascià e la flotta turca si sbanda eccetera e i cristiani vincono. Un drappo proveniente da questa battaglia, da questa ammiraglia, è conservato a Cagliari, nella chiesa di San Domenico, non si può più vedere. Se avete amicizie tra i frati, vedete voi. Però c'è un drappo, era conservato nella chiesa del Rosario di Sassari, che fu costruita per commemorare questa vittoria, in cui c'erano anche i sardi, e poi trasferita a Cagliari, a San Domenico. Io sono abitato a Cagliari nel 50, 60, 70, San Benedetto però frequentavo la zona di via San Domenico con gli amici, e questa cosa è importantissima. Ho fatto un po' di pasticci stasera perché ho dovuto accelerare, accumulare, eccetera. Ve ne chiedo veglia, se qualcuno ha qualche domanda da fare, Pierluigi modererà il tutto, io sono qui, eccetera.